Oh, ehi, come stai? Sto bene. Senti, perché non ti vai a trasferire in ufficio? Come faccio? Senza straordinari e senza trasferte. Lo paghi tu il mutuo. Dai, non ti preoccupare, sto bene, guarda, sto una bellezza. Vado a lavorare. Ciao Ciccio. Ci vediamo. Dai. Ciao bello. Buongiorno. 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 Ispettore Lo Iacono. Senta, solo un'informazione. Voi il sabato siete aperti? Se per questo anche la domenica, sì. Ah, ecco. E si ricorda se sabato scorso, intorno a mezzogiorno, è venuto qualcuno a chiedere delle lenti a contatto con 7 dioptrie? Vengono tanti, ispettore, non ricordo adesso. Provi a sforzarsi, è importante, veramente. No, non ricordo, non posso aiutarla, mi spiace. Vabbè. E niente, mi spiace soltanto di non aver reso giustizia alla sposa. Tutto qua. Buona giornata, grazie. Salve, grazie a lei. Ma, ispettore, mi perdoni, ha detto sposa, giusto? Sì. Perché? Mi pare di ricordare una donna ben vestita che parlava al telefono dicendo che si sarebbe dovuta recare a un matrimonio. Grazie mille. Grazie. Prego, Arrivederci. prego. Così, bravo. Scaricati queste che ti ho mandato col Bluetooth e mandagliele subito. Tranquillo, sono già in viaggio. Corsi è uscito. Lo inseguiamo. No, lasciatelo andare al suo appuntamento. Più vicino di così non posso andare. Qui è tutto aperto. Proviamoci lo stesso. Intanto contattiamo la centrale. Va bene? Non ho mai visto un ricoverato in terapia intensiva con così tanto appetito. Non se ne parla. Non prima di un'ora e mezza. Un'ora e siamo a posto. Avete fatto ridere anche l'infermiere. L'intervento è riuscito, ma come temevamo non è stato risolutivo. Ne occorre un altro, più complesso e rischioso. Stiamo facendo tutto il possibile. Lo sto. Pronto? Oh Marisa, come stai? Posso farle una domanda? Al momento ho tutto il tempo per risponderle. Però mi dia del tu come fanno tutti gli altri, la prego. Va bene. Perché gli altri preti dicono che sei fuori dalla chiesa? Perché penso con la mia testa. E credo che la missione della Chiesa sia quella di alleviare le sofferenze, non di infliggerle. Bella storia. Sai, anch'io ero un ribelle quando sono uscito dall'università. E poi? Cos'è successo? Ho continuato anche qui in ospedale. Mi sentivo migliore degli altri che seguivano il primario come dei pecoroni. No, aspetta, non hai più detto come finisce la tua storia. Finisce con un paziente morto per colpa mia. Voglio rivelarti un segreto. L'umiltà. La differenza tra un rivoluzionario che ce la fa e uno che non ce la fa sta nell'umiltà. E anche questa non è sempre facile. Muoviti. Dimostrami che sei viva. Muoviti. Muoviti, dimostrami che sei viva. Io non sono pazzo. Muoviti. Muoviti.
Tu non capisci che non voglio fare come fanno i tuoi amichetti, quelli della pubblicità, quelli che per soldi fanno le stesse cose trite e contrite. Io faccio arte. L'arte per me è un'altra cosa, ok? Vattene! Ti ho detto. Vattene! Tu sei un pazzo, sei! Non è cattiva. Anzi, forse io. Siamo stati felici insieme. Quanti sogni. Sembravano tutti realizzabili. Ma non mi ha mai capito. Non mi vuole capire. Ha sempre trovato il modo di contrastarmi.